particolare il Circolo Culturale Navacca e la Fondazione Casa de Salibus per aver organizzato queste due serate. Per chi non c'era l'altra volta, questa è la seconda serata che abbiamo organizzato proprio sul tema dei vaccini, sulle vaccinazioni, e queste serate sono nate proprio da una richiesta di noi genitori per avere delle informazioni per poi poter prendere le proprie decisioni, le proprie scelte per i propri figli. La scorsa volta abbiamo avuto un rappresentante dell'associazione Comilva e questa sera abbiamo il dottor Paolo Lugano, che è il rappresentante dei medici pediatri, giusto? Sì. Ecco. Lascio la parola a lui e poi le chiedo una cortesia, visto che siamo tutti non tecnici, di usare del linguaggio a noi assolutamente. Userò il linguaggio che uso con i genitori quando sono in Grazie. ambulatorio, per cui cercherò di invece... essere il meno tecnico possibile. Grazie. E a voi invece chiedo una cortesia, se ci sono domande ricordatevele, le facciamo tutte quante alla fine in modo da non dover interrompere il dottore varie volte. Grazie, buonasera. Fantastico, parlato molto. Grazie a chi mi ha invitato e all'occasione che mi ha dato per venire qui a fare una chiacchierata con voi. Cercherò di darvi appunto, come è stato detto, alcune informazioni. Non è mia intenzione dirvi cose per dirvi dovete fare, no. Vi darò alcune informazioni cercando di farvi capire, o meglio di riuscire a farmi capire io, il perché, cosa c'è dietro, cioè quali sono le motivazioni che spingono uno Stato, un'azienda sanitaria a raccomandare dei vaccini. Infatti partiamo proprio da questo, in Italia sono ancora vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Io lascerei da parte il discorso obbligatorio. L'obbligo non è il motivo per vaccinare e l'obbligo è una parte legale che non interessa al medico. Ai medici interessa parlare di medicina, parlare di cose da fare, utili o meno utili, non obbligatorie o meno. Quindi parleremo delle vaccinazioni raccomandate. È importante appunto capire cosa vuol dire raccomandate e da chi sono raccomandate, cioè chi è che raccomanda i vaccini. Io no, l'azienda sanitaria, la regione, lo Stato, nemmeno. Le vaccinazioni, tutte le vaccinazioni che vengono fatte nel mondo sono raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché? Perché le malattie infettive non hanno confini, quindi ovviamente occorre che qualcuno abbia delle strategie mondiali per il controllo di questo tipo di malattie. E perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità emana queste raccomandazioni, cioè su che base si svegliano al mattino e decidono che oggi no, ci sono delle basi obiettive, si parte da dei concetti molto importanti, cioè si parte dalle malattie. Se parlare di vaccinazioni senza parlare delle malattie è perfettamente inutile, perché se non ci sono le malattie non ci si vaccina, non ha senso, quindi dobbiamo partire da quello. E quando esistono appunto dei presupposti che fanno sì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità decida che una malattia è meglio prevenirla che subirla. Quali sono questi presupposti? La malattia deve essere o non curabile. Cosa vuol dire non curabile? Vuol dire che mi viene e devo aspettare che passi. Dal raffreddore all'influenza, in genere tutte le malattie virali hanno questa caratteristica, cioè mi viene e aspetto che passi. Per definizione non curabile, poi non è detto che mi dia problemi, però non c'è un farmaco che me la fa guarire. Oppure possono essere malattie che sono non sempre curabili. Qui l'esempio più tipico sono le meningiti. Voi sapete che gli antibiotici li abbiamo, sono efficaci, ma purtroppo di meningite oggi nel mondo occidentale ancora si muore. Perché la malattia può essere così rapida che non permette e non lascia il tempo per dare la terapia. Ovviamente queste malattie devono dare degli esiti, cioè non basta che non sia non curabile, il raffreddore non dà esiti, è fastidioso, però mi dura una settimana, poi mi passa. Mentre malattie che vengono prese in considerazione devono essere malattie che, non facendo nulla, possono darmi
delle conseguenze, dalla morte come conseguenza più grave a un esito, una disabilità permanente. È chiaro che queste cose qui, questi esiti non sono mai frequentissimi, neanche in malattie che a noi fanno paura come le meningiti. Non è che tutti quelli che hanno la meningite muoiono o hanno dei danni, molti hanno la meningite e anche guariscono, però dobbiamo sempre tener conto di quello che è il peso di questi esiti in una società. Se ne muore, faccio per dire, per una malattia una persona ogni 10.000, che è, uno dice, poco, è difficile che noi conosciamo 10.000 persone per sapere che uno di loro è morto di una malattia, però in un paese come l'Italia, con diciamo 500.000 nati, avremo ogni anno circa 50 morti. Okay? Allora, va sempre visto in maniera allargata, chi prende queste decisioni deve prenderle basandosi su queste cose qui. E quindi devono esserci degli elevati costi sociali, e costi non si intende solo costo economico, ma costo si intende la persona che muore, la persona che rimane con dei danni. E questi sono i presupposti dal lato delle malattie, quindi quel tipo di malattie lì vengono prese in considerazione per essere prevenute. E si va a vedere però poi se esiste la vaccinazione per prevenirle, perché non tutte queste malattie hanno poi un vaccino, perché non è che sia così semplice il discorso. E anche dei vaccini, l'Organizzazione Mondiale della Sanità va a vedere alcune caratteristiche. La sicurezza deve essere al primo posto, perché? Perché quando viene data una raccomandazione che ha carattere per tutto il mondo, perché poi saranno i singoli stati a recepire o meno la raccomandazione, però sono raccomandazioni che vengono date per un uso, come dire, generale della vaccinazione. È chiaro che la prima cosa da fare è non fare danni, perché se io per evitare dei danni da malattia faccio dei danni da vaccino, non è che ho fatto un buon servizio, quindi prima di tutto deve essere sicuro. Il secondo punto è l'efficacia. Sembra banale, ma anche qui, cioè, il vaccino deve essere efficace, cioè deve impedirmi la malattia o impedirmi i danni. Il terzo punto importante, che magari interessa poco il singolo cittadino, ma è fondamentale per la riuscita poi di una campagna di questo tipo, è che sia economicamente sostenibile. Se un vaccino costa troppo o i costi della vaccinazione superano gli eventuali costi delle malattie, non viene fatto. E questo è eticamente discutibile, ma questo è il mondo e non possiamo nasconderci dietro un dito, è così. Quindi il costo deve essere un costo che sia sostenibile dagli vari stati. Ovviamente, una volta che l'Organizzazione Mondiale della Sanità emana questo tipo di raccomandazione, dice benissimo, abbiamo una malattia potenzialmente con dei rischi, abbiamo un prodotto che abbiamo valutato essere sicuro, efficace e con un costo competitivo, e secondo noi, come Organizzazione Mondiale della Sanità, è meglio farlo. A questo punto saranno i singoli stati che recepiscono o meno queste raccomandazioni. Possono recepirle, possono non recepirle. E anche qui ogni stato farà i suoi conti, cioè la malattia è presente nel mio territorio, sì o no, perché è chiaro che se una malattia non c'è, non ha senso vaccinarsi per qualcosa che non c'è. E lo Stato recepisce. Poi in un paese come il nostro, dove abbiamo una sanità regionalizzata, sono anche le regioni che ci mettono il loro, e adesso meno, e in futuro speriamo ancora meno, ma tutt'oggi esiste una differenza di offerta dei vaccini nelle singole regioni, quindi non tutte le regioni fanno le stesse cose in Italia. E alla fine questa raccomandazione passa dal medico curante o comunque arriva alla singola persona. Ecco, questo è quanto c'è dietro, cioè il perché vengono poi offerte delle vaccinazioni. Non è una decisione che sta a me, cioè non sono io che decido che bisogna raccomandare questo vaccino, ma parte tutto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vaccinazioni hanno un ruolo doppio, e anche questo è importante saperlo, cioè sia una
ruolo sulla protezione personale. Cosa vuol dire? Una persona si vaccina per proteggersi appunto da una malattia. Oltre a questa protezione personale, vaccinare una società, ed è questo che viene fatto normalmente, cioè le vaccinazioni sono delle vaccinazioni normalmente di massa, serve a creare quella che si chiama protezione di gregge. Cosa vuol dire? Che se una popolazione è sufficientemente vaccinata, anche i soggetti non vaccinati vengono protetti. Perché? Perché il germe non si trasmette, tanto che c'è una specie di barriera attorno. Questo è importante per le persone più deboli, perché non tutti comunque possono essere vaccinati, ci sono soggetti che non lo possono fare il vaccino o nei quali non funziona, e in questi soggetti, che sono anche quelli che subiscono quelle conseguenze maggiori quando si ammalano, ovviamente vengono protetti da chi sta attorno. Bene. Ho messo questa immagine perché? Per far capire che poi lo scopo finale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non è vaccinare all'infinito, ma sarebbe quello di eradicare le malattie, e ce ne sono molte che possono essere eradicate. Qualcuno di voi si ricorderà del vaiolo. Il vaiolo è stata una malattia che è stata eradicata dal mondo. Cosa vuol dire? Che nel mondo non c'è più, dal 1900 primi anni 70 non ci sono stati più casi di vaiolo, dal 78 la vaccinazione è stata sospesa in tutto il mondo. Questo stesso effetto potrebbe essere raggiunto per la poliomielite, ci siamo quasi, potrebbe essere raggiunto per il morbillo, per gli orecchioni, per la rosolia, cioè sono tutte malattie che sono potenzialmente eradicabili, e lo scopo, o meglio l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello, arrivare a eliminare le malattie e smettere di vaccinare, come è stato fatto per il vaiolo. Andiamo avanti e vabbè, andiamo avanti anche questo era solo per farvi vedere. Questo è la diffusione della poliomielite nel 2014. C'erano ancora 3 stati nel 2014, la Nigeria, il Pakistan e l'Afghanistan, dove c'è la poliomielite. Andiamo avanti. Nel 2015, l'anno scorso, sono rimasti in 2, quindi ci sono ancora 2 stati al mondo dove c'è la poliomielite endemica, cioè presente sempre. E questa è la differenza tra il 1988 e il 2014, di come la diffusione in tutto il mondo del vaccino della poliomielite ha permesso questo. L'obiettivo dell'OMS era di riuscire a eradicarla ancora prima, cioè doveva essere addirittura il 2000, poi per vari motivi, guerre e altro, la situazione non è ancora finita, ma la strada è sicuramente, siamo sulla buona strada per questo. E questo andiamo avanti, che non è importante. Bene, questa è un po', quindi, la prima cosa che secondo me è giusto conoscere, cioè sapere perché uno dovrebbe fare qualcosa, quindi qual è il motivo per vaccinarsi. L'altra conoscenza è appunto sapere come sono fatti, cioè cosa ci dobbiamo aspettare, cosa succede quando noi ci vacciniamo. I vaccini sono di 2 tipi, quelli cosiddetti inerti, cioè fatte da sostanze morte, usiamo un termine abbastanza facile, cioè non si moltiplicano nell'organismo, come è scritto qua. E altri vaccini sono fatti con dei germi vivi attenuati. Questi sono vaccini, quasi tutti sono vaccini virali, dal vecchio, uno dei primi era proprio il vaccino per la poliomielite, probabilmente il morbillo, la rosolia, la varicella, la parotite, gli orecchioni. Cosa vuol dire attenuati? Quindi anche questo è importante capirlo. Il vaccino attenuato è un vaccino che deriva dal virus, cosiddetto selvaggio, cioè quello che mi dà la malattia, virus che viene sottoposto a delle tecniche culturali per cui, pur mantenendo lo stesso materiale genetico, quindi il virus rimane uguale, ma perde le sue armi, cioè diventa meno forte. In base
a questi due tipi di vaccini possiamo avere dei meccanismi d'azione diversi. I vaccini inerti agiscono tramite il sistema immunitario, quindi cosa succede? Stimolo il sistema immunitario, esattamente come fa qualunque germe, cioè noi abbiamo un sistema immunitario di fondo, tutti quanti, fin dalla nascita, che funziona riconoscendo ciò che è estraneo a noi. Qualunque cosa estranea che entra nel nostro organismo viene riconosciuta come estranea e viene messo in atto un meccanismo che porta a bloccare questa sostanza in attesa che si formino gli anticorpi, che sono le difese vere che abbiamo e che vanno a eliminare la sostanza stessa. Spero di essere stato abbastanza chiaro, che è un argomento abbastanza complesso. I vaccini inerti non fanno altro che portare all'interno dell'organismo un pezzetto dei pezzi del germe, che si chiamano antigeni, e questi antigeni, appartenendo al germe, vanno a stimolare la produzione di anticorpi contro il germe vero. Quindi gli effetti che potrà avere, cioè il meccanismo d'azione, è la stimolazione del sistema immunitario, e anche questi saranno gli effetti che devo aspettarmi. Quindi quali possono essere? Dalle quelle cose più banali, la febbre, il malessere, l'inappetenza, sono le cose che ci capitano sempre quando ci ammaliamo. Quando noi cominciamo, ci viene l'influenza, all'inizio abbiamo la febbre, abbiamo queste cose qua che sono dovute proprio alla reazione del nostro sistema immunitario, che reagisce bloccando il germe. Ovviamente, stimolando il sistema immunitario, noi possiamo avere anche altro tipo di effetti. Certamente esistono le reazioni allergiche, perché ci sono. Non sono frequenti, sono rare, diciamo, per dare un dato sono meno di un caso per milione di dosi a livello mondiale, però ci sono e uno deve sapere che esistono. E la reazione allergica è una reazione immediata, un po' come succede quando ci teniamo punti d'ape, e riguarda fondamentalmente il medico o comunque il personale sanitario che vaccina, perché deve sapere cosa fare in caso di reazione allergica. Da questo punto di vista, se andiamo poi a vedere gli esiti di queste reazioni allergiche ai vaccini, al mondo ad oggi non è mai stato segnalato un morto da reazione allergica ai vaccini. Perché non è avvenuto? Proprio perché avviene in ambiente protetto, cioè dove c'è già il medico che interviene. Facessimo i vaccini in mezzo ai campi, ovviamente succederebbe quello che succede con le punture d'ape, cioè ogni tanto qualcuno può morire di shock anafilattico. L'altro tipo di vaccini abbiamo detto che sono vaccini a germi vivi attenuati. Allora, questi tipo di vaccini cosa sono? Sono dei virus vivi attenuati che quando vengono inoculati si moltiplicano esattamente come si moltiplica il virus da cui derivano, quindi ci sarà una moltiplicazione virale e dopo il periodo di incubazione una piccola malattia. Dico piccola malattia perché essendo il virus più debole non mi dà tutto ciò che mi dà la malattia da cui deriva, ma quasi nulla, cioè solo un po' di febbre o queste cose qua. Dopo un periodo variabile tra i 7 e i 10 giorni normalmente. Andiamo avanti. Dopo dobbiamo andare a vedere quante delle reazioni che ci sono ai vaccini sono reazioni vere, quindi quelle che effettivamente sono legate alla vaccinazione, o vaccinazioni presunte, cioè qualcosa che è capitato dopo il vaccino ma che non è detto sia legato al vaccino. Allora, quali sono le reazioni vere? Perché una reazione sia effettivamente legata a una vaccinazione, o a un farmaco, o a qualunque altra cosa che facciamo, deve soddisfare questo dettame, cioè deve essere dimostrata una reazione biologica di causa-effetto, cioè deve esserci una congruità tra ciò che faccio e quello che succede, e deve esserci un aumento dell'incidenza di questo evento tra le persone che
fanno il vaccino, c'è una certa frequenza che non è altissima. Se faccio il vaccino avrò comunque 128 casi, ok? Che io lo faccia o che non lo faccia. Se facendo il vaccino i 128 casi rimangono 128, vuol dire che il vaccino non ha alcuna incidenza sul diabete. Se questi casi da 128 passassero a 130 avrebbe un'incidenza sul diabete, quindi uno potrebbe dire sicuramente facendo il vaccino aumento il rischio di avere il diabete. Questo vale per tutte le malattie, quindi ogni malattia ha una sua incidenza di fondo e solo se questa incidenza aumenta dopo un intervento possiamo dire che l'intervento fa aumentare la malattia. Ok. Possiamo andare avanti dopo. Ecco, io ho finito, nel senso che adesso cercherò di riassumere quelli che sono i concetti, e dopo eventualmente ne riparliamo, che secondo me sono fondamentali, che sono sapere perché faccio una cosa, sapere cosa posso aspettarmi e sapere come riconoscere, come sapere effettivamente come riconoscere un evento vero da un evento solo temporalmente collegato, ed è questo che a volte fa nascere come dire, opinioni o discussione proprio riguardo alle vaccinazioni, che essendo fatti su tantissime persone si offrono molto a questo tipo di problematica. Potrei ricordarvi o raccontarvi, non so se avete seguito lo scorso anno, non quest'anno, l'anno scorso, il problema del vaccino antinfluenzale, che a un certo punto è stato ritirato. Era il vaccino fatto per gli anziani che a un certo punto hanno bloccato perché dopo 10 giorni, 15 giorni di vaccinazione erano state segnalate 5 morti. Ovviamente il vaccino è stato bloccato e si è andati a indagare, ma si sono dimenticati in quell'occasione di capire quanti erano i morti comunque che ci si doveva aspettare in quella fase, in quel periodo lì, perché il vaccino che era stato ritirato, ricordiamo, era un vaccino che viene fatto esclusivamente ai soggetti anziani, quindi oltre a 65 anni, che in Italia sono un numero rilevante, per fortuna, e sono circa 12 milioni. E di questi soggetti più o meno ne muoiono circa 500.000 all'anno, che significa, se dividiamo per 365, più o meno 1.300 al giorno. Questi sono i dati dell'Istat statistici, quindi è chiaro che in 10 giorni io ho comunque 13.000 morti. È chiaro il discorso, ogni giorno ne muoiono in media 1.300 e quindi ogni 10 giorni ne avrò 13.000. Nel momento in cui viene, in effetti poi il ritiro si è dimostrato assolutamente errato, perché il numero di morti col vaccino senza è esattamente uguale all'atteso, cioè non c'era stato un aumento della mortalità. Perché? Perché è chiaro che un infarto può venire a chiunque in qualunque momento, purtroppo, che io abbia fatto o non abbia fatto la vaccinazione. Quindi è questo come dire, il concetto che va un po' stressato, che va fatto capire, perché solo se un evento aumenta di frequenza è legato sicuramente a ciò che ho fatto, altrimenti no. Non so se è stato abbastanza chiaro, ma se non lo sono stato sono qua disponibile ad eventuali approfondimenti.